Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. 28 agosto 1978, Albino Luciani è il nuovo Papa con il nome di Giovanni Paolo I, ma il suo pontificato fu tra i più brevi della storia. Morì infatti appena 33 giorni dopo la sua elezione. Ricordato come il Papa del Sorriso, Papa Luciani è stato celebrato ieri nella sua Canale d'Agordo con una solenne messa in occasione del 37° anniversario dalla sua nomina. Un momento emozionante che ha assunto un valore ancora più profondo grazie alle parole pronunciate durante l'omelia dal vescovo di Belluno Feltre. Monsignor Andrich infatti ha annunciato che il processo che precede la beatificazione, la cosiddetta posizio di Papa Luciani, è ormai conclusa. Una notizia che fa sperare i molti fedeli che ieri erano presenti a Canale d'Agordo, tra loro anche il sindaco di Conegliano, Floriano Zambon. Credo che tutti quanti dovremmo cercare di fare in modo che la nostra presenza, la nostra vicinanza, il nostro sostegno contribuisca a raggiungere l'obiettivo che è quello della beatificazione, che penso che Monsignor Luciani si meriti. Ma durante il discorso di Monsignor Andrich c'è stata un'altra notizia che ha aperto il cuore di tutti. Tra i documenti per la canonizzazione è anche una testimonianza firmata da Papa Emerito Ratzinger che, come riferito da Monsignor Andrich, mentre era cardinale pregava Papa Luciani come fosse già santo. È la prima volta nella storia della Chiesa che un Papa in carica, seppure emerito, testimonia a favore della beatificazione di un pontefice. Un importante tassello in più verso il processo finale per la canonizzazione di Papa Giovanni Paolo I, che i suoi concittadini di Canale d'Agordo sperano di poter celebrare quanto prima. Un sogno che anche l'ex sindaco di Vittorio Veneto, Aldo Toffoli, conserva nel proprio cuore, insieme ai ricordi di Albino Luciani, al quale conferì la cittadinanza onoraria quando era vescovo della città. Noi lo attendiamo fiduciosi a questo traguardo, perché riteniamo che abbia tutti i titoli per essere portato su anche nella considerazione, come dire, visiva, sensibile, ecco, dei fedeli.